Education, che dopo aver collaborato per anni con altri concorsi ha deciso di crearne uno tutto suo. Fin dalla prima edizione i risultati sono stati ottimi e il trend è andato sempre in crescendo, tanto che le finali sono state disputate in location esclusive come il Parco Magic di Roma e la Valle Imperiale di Galluce, con presentatori di altissima qualità, ad esempio Alessia Ventura, Marco Baleschi e un numero notevole di miss iscritte in tutta Italia. E anche che nel 2016 è stata una grande novità per questo concorso, e in quanto Meta Element ha acquistato questo brand, ha avuto tantissime adesioni, con 300.000 iscritte, che sono veramente tante, 168 tappe e 14 talent regionali in tutta Italia. Quindi io farei un applauso a Meta Event che si sta impegnando anche per questo 2017, ci saranno sicuramente molte cose in più. Quindi adesso andiamo a presentare le nostre ragazze, che ricordiamo questa sera purtroppo sono poche a causa di motivi di salute, però quindi di giuria fate attenzione che adesso andiamo a presentare le nostre miss. la prima sfilata sarà solo di presentazione, quindi non ci sarà la votazione, conoscete le nostre ragazze e poi a una ve le facciamo sfilare. Prego. Maria Busellato, concorrente numero 1. Facciamo un applauso a Maria Busellato. Serena Turnato. Concorrente numero 3, Marina Lizziero. Viene da Trento, Padova e il giochi è la pallavolo. Mario Sole Casalotto. Prendiamo un po' le mani, facciamo sentire questa galleria. Forza su. Numero 5, Giorgia Mattiello. Giorgia ha 16 anni, viene da Piacenza e il suo hobby è la danza. E grazie ancora alle ragazze, guardate che splendore, quindi io vi farei ancora forte applausi. Brave. Tra un po' inizieremo con le votazioni, quindi adesso ripetiamo le nostre ragazze che si andranno a cambiare per le votazioni ufficiali. Galleria Patrucita. Nel frattempo Potremo presentare la giuria al nostro pubblico. Abbiamo Roberto Ferretto, un residente di Padova città. poi abbiamo il Marco Cacciante di Padova. Roberta Mendoni, titolare del negozio di moda Trend del Panacoliere, con accessori, scarpe, abiti da sera e l'abito che potete vedere su di me. Guardate che tanto di questo altro, bella passerella.
non è facile arrivare, ok? E ricordiamo anche di votare eleganza, portamento, sorriso e scelta dell'abito. Eccoci qua, partiamo con il Pedro. La prima concorrente è Maria Bonellato. Ecco la prima uscita, la prima concorrente con l'abito casual. Maria Busellato. E io vorrei sentire il calore della galleria ancora, perché anche se alcune tanti concorsi non è facile stare sempre su una passerella. Quindi andiamo avanti con la seconda concorrente, che è Serena Busnato. Serena ha 20 anni, viene da lontano del campo, è il pop, è il reggae. Serena Busnato. E andiamo con la terza classifica. La terza concorrente Magda Vintiero. Un applauso per Manida che a 16 anni viene da Steletto, Padova e il suo hobby è la pallavolo. Manida Vintiero. Andiamo con la quarta ragazza, che è Maria Sole Casarotto. Maria Sole Casarotto ha 20 anni, viene da Vicenza e il suo hobby è la lettura. Grazie Maria Sole. Ed è il turno della quinta concorrente, Giorgia Mattiello. Giorgia ha 16 anni, viene da Vicenza e il suo hobby è la danza. Grazie a Giorgio Rampiero ancora. Richiamiamo l'attenzione dei giudici che li vedo molto interessati. Sì, perché penso che devono prendere una decisione molto alta. Oggi le ragazze sono proprio belle e brave. Bene, allora andiamo avanti. Possiamo proseguire? Sì, andiamo avanti con la seconda uscita in ambito da sera. Dunque, chiamiamo la prima concorrente. Maria Busellato. Maria ha 17 anni, viene da Torre del Vicino e il suo hobby è la ginnastica artistica. La numero uno però, viene che abbiamo fatto tutto il cammino per la numero uno non c'è più niente qui.
primo applauso a Maria. Andiamo con la quarta, Maria Sole Casarotto. Anche qui voglio sentire un po' le mani, dai su. Maria Sole ha 20 anni, viene da Vicenza e il suo hobby è la lettura. Grazie Maria Sole. La quinta concorrente, Giorgia Mattiello. Giorgia ha 16 anni, viene da Vicenza e il suo hobby è la danza. Giorgia Mattiello. Eccoci qua, bene. Grazie Giorgia. Ricordiamo ai giurati che la votazione va da 5 a 10. Già hanno deciso, già hanno votato. Abbiamo l'ultima uscita in concorso, quindi sarà l'ultima uscita in votazione e le nostre miss saranno in costume. Ecco, e allora siamo pronti, stiamo andando, stiamo partendo. Andiamo con la prima concorrente. La prima concorrente, Maria Butellato. Un applauso a Maria Butellato, che ha 17 anni. Ed da Torre Pesticina, il suo hobby è la ginnastica artistica. Andiamo avanti con la seconda concorrente, Serena Burnardo. Serena ha 6 anni, viene da Bassano del Grappa e il suo hobby è fare la compilota di rally. Terza concorrente, Mayra insieme. Anche lei facciamo un grandissimo applauso. Magda ha 16 anni, das, è di Padova e il suo hobby è la pallavolo. Quarta concorrente, Maria Sole Casarotto.
ragazze, tirate. Noi ci spostiamo un pochetto così, mi metto di qua, passa di qua, benissimo, così le potete ammirare tranquillamente. Avvicinatevi anche. Ed ecco le nostre 5 mix. Allora, adesso le prendiamo così alla sprovvista perché a noi lo spettacolo piace è improvvisato, cioè non è tutto studiato, tutto. Andiamo avanti a fare una piccola sfilata di nuovo davanti ai giudici. Bene, una dentro l'altra, via. E le salutiamo così, aspettando il responso. La nostra responsabile regionale anche Carolina recupera le schede giurie. Facciamo un applauso anche a Astri perché si sta impegnando con le ragazze dietro le quinte, veramente un gran lavoro. Nel frattempo ringraziamo il nostro cameraman, vieni qua, andiamo a vedere vicino, andiamo alla camera. Buonasera, lui si chiama Mario Bonesi, ufficiale cameraman di Miss Reginetta Italia Veneto. Gli facciamo anche un grande applauso per il suo lavoro che sta facendo. Nel frattempo ringraziamo tutti gli altri fotografi, il pubblico. Guarda che bella, è simpatico, guarda. Molto simpatico. Bene. E vorremmo anche ringraziare Clenici di Galleria Parco Città che ci ha offerto questo posto. Ovviamente ringraziamo la giuria, ringraziamo il pubblico e ringraziamo anche te Stefano che... E io ringrazio Irene, io gli farei un grandissimo applauso per comunque il suo lavoro anche. Vabbè, Grazie mille. E il pubblico, abbiamo ringraziato il pubblico, però io non lo sento per Non basta mai applauso. ringraziare. Sinceramente, andiamo Con la prima uscita fuori concorso. quindi prima uscita fuori il concorso. Le nostre miss stanno indossando abiti da sera del negozio Le Particuliere. Non solo i proietti, non solo oro, Galleria Parco Città propone la collezione di giorni acciaio e pietre naturali con modelli esclusivi. Inoltre da loro possiamo trovare un vasto assortimento di argento come anelli bracciali, collane, orecchini e tanto altro. Sempre con modelli esclusivi sono prodotti dal loro laboratorio. Il negozio Le Particuliere si trova in corso San Felice Fortunato a Vicenza. Vende abiti, calzature, accessori da fotografo, per discoteca, da sfilate. Ricordiamo ancora non solo oro, qui in Galleria Parco Città, con le sue pitture in acciaio, pietre naturali con modelli esclusivi. Si può trovare un vasto assortimento di argento come anelli, bracciali, collane, orecchini e tanto anche per i vostri regali. Come potete vedere tre ragazze, oltre all'abito che è stupendo, anche questa collana in centro acciaio. Soprattutto di argento, come la maggior parte degli accessori che si possono trovare in questo posto. Ed ecco un altro abito nero, lungo, pieno di pagliette, con effetto un velo non velo, del negozio Le Particuliere. Un negozio che va avanti da 12 anni. Il negozio si trova San Felice Fortunato
Alta classe, stupendo abito, stupendi gioielli, guardate che splendore. Le categorie ci ha offerto un abito a 2 pezzi, nero, molto elegante. E invece il nostro non solo oro di Galleria Parco Città propone una collezione in pietre naturali E di argento. Siamo pronti a fare la seconda uscita con gli abiti Poi il concorso con gli abiti di Le Particulieri. e i gioielli di non solo oro. Ricordiamo a Le Particulieri, negozio in corso San Felice Borgonato, via Piacenza. Ricordiamo anche non solo oro, quello che state guardando adesso tutto argento e pietre naturali. Ed ecco un contrasto tra un abito stupendo bianco con dei gioielli molto importanti in nero. Bellissime ragazze, bellissimi abiti, bellissimi gioielli, cosa si vuole di più? Ricordiamo il negozio dei particulieri. I gioielli non solo oro, che si trova proprio qui in Galleria Parco Città. Un applauso per questa bellissima modella con quest'abito stupendo e anche sempre dei gioielli di non solo oro, con pietre naturali, modelli esclusivi e argento. Stupendi abiti, uno più bello dell'altro, veramente io sono affascinato. Cosa dire? Stupendi. Io adesso richiamerei qui sul palco non le nostre ragazze che accompagnano le due Creatrici creatrici di tutto ciò. Io direi e di accogliere qua sul palco con un grande applauso. Roberta di non solo oro e negozio, Roberta del negozio Le Particulieri, con le ragazze, prego. Fatemi sentire un po', forza, quello che avete visto. Visto che abbiamo i fotografi, abbiamo i cameraman, direi di fargli fare una bella foto con queste stupende ragazze, i loro gioielli che troverete qua in Galleria Parco Città
non solo loro, e gli abiti li troveranno dove? A San Felice Fortunato qui a Vicenza. Quindi li lasciamo ancora con un applauso, grazie mille, grazie della partecipazione, stupende creazioni, quindi ci vediamo tra poco. E grazie anche a Roberta di Non Solo Oro per l'anello molto importante e nero che mi ha dato qui adesso. E ringraziamo anche per il vestito. Di particolare, sono addobbati da loro. E adesso, signore e signori, massima attenzione, siamo qui a ripresentarvi le concorrenti e le chiamiamo sul palco. Prego. Maria Busellato, concorrente numero 1. Serena Busnardo. Magda Lizziero. Maria Sole Catarotto. E Giorgia Mattiello. Ecco, qua abbiamo la ora. Naturalmente questo applauso era riferito a tutte le stupende pizza. Bravissima. E io invece vorrei anche qui sul palco l'organizzatrice Che ci ha aiutato a fare tutto ciò. Astrid Salvatine, gli facciamo un grandissimo applauso. Queste, come dice, sono il suo team che cresce. Adesso andiamo a prendere le fasce. Esattamente. Roberta di sul palco. Vieni a premiare Roberta. La terza classificata. Facciamo un applauso a Roberta. Eccola qui. Titolare del negozio della Corriere. E io adesso voglio vedere un palco qui, come prima. Eccola qui, che sarebbe la Moglie del signor Senso. oh là, bellissima, gli facciamo la parte. Ricordiamo che anche la mamma di Irene Plenich è un po' timida lei, ma allora, suspense. La seconda classificata è la concorrente numero 5. Giorgia Mattiello. Yeah.
più importante, ok? Qua si celebra Miss Reginetta d'Italia che poi andrà in finale regionale con una serie però prima per la galleria Parco Città. Quindi ragazzi siete pronti? Lo spazio? Dai, forza! Dai, via! Tutto il pubblico, forza! Anche voi, forzavi! Voce! La prima classificata! Serena andate su Facebook di Parco Città e sulle altre locandine che ci sono. Che potete trovare in giro a tutta Parco Città. Benissimo. Noi vi salutiamo e vi diamo una Buona serata.